Il pareggio di bilancio per il Comune di Venezia va portato a casa ed il piano che intende attuare il commissario prefettizio Vittorio Zappalorto è centrato sulla vendita di immobili e sul rientro di crediti importanti che il Comune vanta nei confronti degli altri enti. Gli stipendi dei comunali non sono a rischio, afferma, così come non è detto che il Comune sfori il patto di stabilità. Prima sforiamo il patto e poi casomai applicheranno le sanzioni. Il patto non è ancora sforato per il momento. C'è qualche speranza anche dello sforarlo? Speranza ne abbiamo, più di una insomma. Se fosse sforato... Stiamo lavorando proprio per evitare di sforarlo. Su cosa state agendo in particolare? Sulle solite leve che sono la vendita di beni immobili, il recupero di somme di cui siamo creditori, o per benefici pubblici o per altre poste. Diciamo che dalla somma di queste poste pensiamo di potercela fare. Avete tanti crediti? Abbiamo diversi crediti, non tutti sono esigibili, sono prontamente esigibili, cercheremo di portare a casa tutto quello che è possibile. E fra i debitori, e non è cosa di poco conto, rientrano anche lo Stato italiano e la Regione Veneto, il cane che si morde la coda insomma. Sì, si tratta non tanto di debitori, si tratta di poste che sono sistemate, allocate temporaneamente presso lo Stato per quanto riguarda la legge speciale o presso la Regione Veneto, ma si tratta di somme che appartengono al Comune di Venezia e quindi passano attraverso questi soggetti, ma sono poste del Comune di Venezia. Siccome fa comodo pure alla Regione, diciamo, anche lei il problema del patto di stabilità, fanno comodo anche alla Regione queste somme. Vediamo, bisogna parlare con il Presidente della Regione per vedere se c'è la possibilità di avere qualche anticipo.